Il progetto di recupero degli scarti da frutta, al quale stiamo lavorando nell'ambito dei progetti SAR della Veneto Green Cluster, trova il suo punto di partenza proprio nel core business della Rigoni di Asiago, ovvero la lavorazione della frutta per la produzione di fior di frutta. Ad oggi questi scarti sono mandati al compostaggio e sono dunque un vero e reale rifiuto. Consci in realtà del valore aggiunto di questi scarti, abbiamo avviato questo studio in collaborazione con il Dipartimento di Biotecnologia dell'Università di Verona, del Dipartimento di Scienze Biomediche dell'Università di Padova e assieme ad altri due partner che sono Demetra Biotech e Diamante abbiamo attivato questo studio proprio per ridare vita a questo scarto in un progetto di economia circolare. Come laboratorio di biologia vegetale e metabolomica dell'Università di Verona ci stiamo occupando dello studio e caratterizzazione degli scarti industriali della lavorazione della frutta ottenuti dall'azienda Rigoni di Asiago. Scarti di frutta finora analizzati sono quelli della mela e della mora, che contengono al loro interno delle sostanze di alta qualità, soprattutto per quanto riguarda l'aspetto salutistico nei confronti della salute dell'uomo. Infatti, molte di queste molecole, quali ad esempio la fluorettina e la fluorizina, sono molecole la cui funzione nota è quella di impedire l'assorbimento a livello intestinale del glucosio e quindi degli zuccheri. Questo fa sì che nuovi prodotti derivanti dall'utilizzo di questi scarti possano essere utilizzati come integranti della dieta. Una particolarità di questi scarti industriali è dovuta al fatto che sono stati ottenuti da un processamento di lavorazione a freddo o comunque a temperature relativamente basse. Questo è importantissimo in quanto in questo modo vengono mantenute le molecole integre all'interno di queste matrici, le quali a loro volta diventano da rifiuti a preziose risorse. Sugli scarti della lavorazione della frutta che ci sono stati consegnati da Rigoni di Asiago abbiamo effettuato dei test antiossidanti in vitro per valutare la capacità antiossidante di questi scarti, che è risultata essere molto alta e di molto maggiore se comparata alle parti eduli di diversi frutti. Inoltre abbiamo condotto anche dei test in vitro per valutare la capacità di questi scarti di inibire le monoaminoossidasi, che sono degli enzimi presenti a livello cerebrale che sono coinvolti nella degradazione di neurotrasmettitori come la serotonina, che sono coinvolti nel benessere fisico ma anche nel benessere mentale dell'uomo. In futuro ci concentreremo sulla caratterizzazione e la quantificazione delle molecole presenti nei diversi scarti di lavorazione della frutta per trovare la specialità di ogni scarto e quindi le molecole che lo contraddistinguono.